Draghi, esimio Dragon Ball, Super Mario Bros, Vabbè. Drugo del Drago, Si è già capito. grandissimo figlio di BCE. Come sei ridondante nelle cose. A scriverti è un'italiana che vive nella pianura padana, lembo di terra col peggior clima del pianeta. Alaska d'inverno, deserto del Gobi d'estate e stagione temperata che dura tra i 5 e i 7 minuti. Un'italiana devota che conserva ancora i 5 euro con la tua firma. Questo è bello. E che ammira la tua capacità di portare avanti un governo fatto di pezzi che stanno insieme con lo sputo. Questa è una metafora, una So che per te è dura, Mary. Gestire una pandemia e una guerra con Di Maio agli esteri non è un cammino facile. Vai avanti. Vai avanti. Luigino non è un De Gasperi e non è un De Gaulle. Vorrei vedere te, È giovane, fa quello che può. Per questo ogni tanto tagli corto e vai giù per le trippe. Come ti capisco. E l'altro giorno appunto ci hai chiesto, meglio la pace o il condizionatore acceso? Ti rispondo subito, io scelgo la pace e l'aria condizionata spenta. Se per finire questo scempio ci sono dei sacrifici da fare, io ci sto. Finita? No. No. Sempre meglio un po' di caldo che la guerra fredda. Vorrà dire che quest'estate faremo come canta Gianni Morandi. Apri tutte le porte e faremo corrente. Faremo meno docce, laveremo meno i capelli, perché io valgo ma la pace di più. Sì. Metteremo i sandali e l'infradito per evitare che i piedi tornino a casalessi, guideremo coi finestrini abbassati e monteremo i coprisedili coi pallini di legno che non rinfrescano una mazza e ti demoliscono la schiena, ma almeno non ti si incollano le chiappe al sedile. Diremo di no al colesterolo, sì all'ascella pezzata, che in confronto alle polveri sottili è ancora il danno minore. Sarà la volta però che entreremo nei supermercati senza cadere stecchiti come pettirossi in gennaio, o viaggeremo in treno senza avere i piedi freddi come tue vaschette di Cardar. E se d'inverno avremo freddo la sera, metteremo la felpa, il maglione, 3 piumoni, oppure ci scalderemo nel modo più naturale del mondo, con lunghissime sessioni di chupa dance acrobatico. Al mare, invece dei motoscafi, useremo di più i pedalò e faremo tornare di moda i ventagli che vanno tutti a energia manuale. Ci hai dato il bonus bici e adesso pedaliamo. E soprattutto gli uffici e magari i negozi potranno tenere le insegne e le luci spente di notte. Oh, che c'è sempre una luminaria pazzesca che si vede fin da Marte. Io camminerei sui carboni ardenti per la pace e aiutaci anche tu che ti chiami Draghi, sputa fuoco per scaldarci. Perché c'è un freddo che non mi piace. È il freddo che viene dall'est, quello che sento quando vedo foto come queste. Quella di Vira, 2 anni e mezzo, la mamma le ha scritto sulla schiena il suo nome, la data di nascita e il telefono dei parenti, caso mai lei venga uccisa e la sua piccola sopravviva. La guerra trasforma i bambini in foglietti di appunti, che una bomba può far volar via come una lista della spesa. I bambini in guerra diventano ancora più piccoli e fragili e non contano più in quel grande tritacarne senza senso. E se fossero i nostri figli, i figli che portano il nome e il cognome scritti sulla schiena, non vorremmo fare di tutto perché tutto questo finisca, anche stare al freddo e per chi può e non è troppo lontana andare a lavorare in bici? Questo invece è il freddo di Sasha, con le foto sue e della sua famiglia. Queste foto sono l'unica cosa che rimane di lui. E questo invece è il freddo di Kirill, che dorme al freddo sottoterra perché casa sua è stata sventrata dalle bombe. A loro dobbiamo pensare, perché dai bambini e proprio da sottoterra continua a germogliare la vita. Guarda Kate e Irina, non pensavano che ci si potesse divertire tanto nella metro di Kiev. Sono rifugiate lì da giorni per i bombardamenti e hanno imparato a buttarsi giù per gli scivoli di cemento della stazione. Guarda come si divertono, perché nonostante le bombe, nonostante la nostra stupida guerra, i bambini hanno ancora voglia di ridere e di giocare. Grazie, buona Pasqua. Grazie Luciana.